Bentrovati cari amici di Radio Chef, benvenuti in questo nuovo appuntamento parlando di cucina ma anche di sapori dell'autunno. Allora oggi vi porteremo a fare un bellissimo viaggio, andremo a scoprire 4 degustazioni ma anche una mostra a mercato dedicato proprio ai vini del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Saranno diversi appuntamenti che partiranno dal 9 novembre, ma io non voglio raccontarvi di più perché per noi è andata a scoprire tutto Maria e la sentiamo in questa intervista con Francesco Scalettaris, brand ambassador proprio del Consorzio Friuli Colli Orientali. Ma Promoturismo FVG, questa volta siamo a Udine per conoscere anche un viaggio di degustazione che ci porterà proprio nel centro della città con il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. E con noi per accompagnarci, appunto per farci da guida oggi a Radio Chef, abbiamo il brand ambassador Francesco Scalettaris, a cui do subito il buongiorno. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. È un piacere averti qui con noi, ma intanto per chi non lo conoscesse, ci vuoi raccontare un po' anche del consorzio, farci fare quasi un tour guidato virtuale? Certo, il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo è quell'ente che tutela la denominazione dei Friuli Colli Orientali, ma anche la DOCG Ramandolo, Piccolit e Rosazzo. È quindi un territorio che diciamo che va da sud, la parte più a sud, da Butrio a Corno di Rosazzo, per poi risalire attraverso Cividale, Torreano, Faedi, Satevi, Savorniano, fino ad arrivare a Nimis, ovviamente appunto capitale della DOCG Ramandolo. 23 uve disciplinare, tutte appunto tutelate e protette dal consorzio, di cui io mi occupo della promozione e della comunicazione. Beh, è un luogo bellissimo in cui immergersi e in cui ci farete immergere con queste 4 degustazioni. Infatti il consorzio si sposta un po' nel cuore della città per, dicevamo, incontrare il suo pubblico attraverso 4 degustazioni che arriveranno e ci accompagneranno per tutto il mese di novembre, ci faranno toccare anche il mese di dicembre, e che ci parleranno di argomenti tra vino e, diciamo, partendo un po' anche dai 5 sensi fino ad arrivare al cinema, un po' di tutto, ci faranno così fare quasi un sogno. Ci vuoi raccontare un po', ci vuoi anticipare quali saranno proprio questi temi? Anche volentieri. Si tratta di 4 degustazioni che faremo in collaborazione con il Comune di Udine e con l'AIS Friuli Venezia Giulia, che gentilmente, il Comune gentilmente ci ospita nel Caffè Contarena, che attualmente è poco utilizzato, fra un po' verrà assegnato probabilmente, ma per il momento noi abbiamo detto, ma perché non, visto che è vuoto, non possiamo noi magari farci noi delle belle degustazioni dentro, abbiamo un bel rapporto con il vice sindaco Alessandro Venanzi, che certo sì, volentieri, anche lui tra l'altro grande appassionato di vini, quindi non è stato difficile convincerlo. E, siamo riusciti a organizzare, abbiamo 4 appuntamenti, cominciamo questo sabato con Matteo Bellotto, il mio collega, che parlerà della storia vista con i vini dei Colli Orientali del Friuli. Quindi saranno 6 vini, ogni degustazione, 6 vini. Inizierà con un vino abbinato agli anni 60, uno agli anni 70, 80, 90, 2000 e 2010. Sarà curioso perché partirà, non sarà il classico bianco, rosso, dolce, ma sarà un mix che non svelo qui, ma che sarà interessante scoprire. Ecco che mi piace dire che la prima, quella di sabato, è praticamente sold out, credo che ci siano ancora 2 o 3 posti, a meno che dall'ultima volta che ho controllato non si sia riempita, mentre per le altre c'è ancora un pochino di posto. Le altre sono quella del 15 novembre, quindi venerdì, sempre dalle 6:30, tutti gli appuntamenti sono dalle 6:30 alle 8 al Contarena, l'abbiamo detto, e sarà di sensi di vino, e questa la terrò io invece, e scopriremo attraverso 6 vini del consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, come i nostri sensi di fatto ci ingannano nella degustazione del vino e come possiamo fare per invece evitare che questo succeda o limitarlo, perché in realtà evitare è assolutamente impossibile. Andiamo poi alla settimana dopo, il 22 novembre, sempre 18:30, con il vino e un film. Degustazione tenuta di nuovo da Matteo Bellotto, che abbinerà grandi classici dei film tipo Pulp Fiction, Big Lebowski, White Shot, eccetera, tanti altri, a 6 vini dei Colli Orientali, cercando delle analogie fra l'arte del cinema e quella della viticoltura, e vedrete che ne salteranno fuori parecchie. Concludiamo a fine mese con il 29 novembre, venerdì,
la degustazione che invece terrò io in questo caso, che si chiama l'intelligenza della vite. È un tema a cui io sono particolarmente legato, perché scopriremo come le piante, in particolare le piante della vite, seppur non hanno un cervello così come lo intendiamo noi, sono in grado di fare quasi dei ragionamenti, hanno una memoria, per esempio ricordano le stagioni, sono in grado di comunicare con le altre piante, sono in grado di avvisare di pericoli e sono in grado di ingannare i propri antagonisti, insetti, patogeni in generale. I colli orientali hanno la fortuna e, insomma, permettetemi di dire anche la bravura dei vignaioli dei colli orientali di mantenere piante con un'età media molto molto alta, e sappiamo che, insomma, tendenzialmente l'anzianità va di pari passo con la saggezza, e quindi anche una pianta vecchia tendenzialmente è saggia e quindi sa come rispondere alle avversità, e questo è uno degli aspetti di cui parleremo attraverso 6 vini sempre dei Colli Orientali. Vero, bellissimo anche perché sarà un viaggio tutto da scoprire. Si parla di intelligenza artificiale al giorno d'oggi, quindi l'intelligenza della vite è un altro argomento che ci cattura molto. Chiusura anche, dicevamo, che ci porterà fino a dicembre. In questo caso, dopo le degustazioni, ci sarà una mostra mercato per già pensare a uno dei nostri periodi preferiti dell'anno, che ovviamente è il Natale. Esattamente, in concomitanza con la maratona, la 24 ore per un'ora di Telethon. Non è una maratona, ma insomma poco ci manca. Quindi apriremo di nuovo il Punta Arena con orario 11-19, sia sabato che domenica, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, e avremo 26 aziende dei Colli Orientali che presenteranno i propri vini con dei banchetti di degustazione, e si potrà anche acquistare le bottiglie, quindi assaggiare. Se non ha piacere di comprarle qualcosa che gli piace particolarmente, avrà modo di farlo. Quindi senza dover correre a fare la corsa ai regali all'ultimo momento e magari portarsi a casa il classico vinello da supermercato, lì sarà una bella occasione per invece scoprire anche qualcosa di diverso, di nuovo, per fare un regalo anche magari chi è appassionato, insomma, e che lì riuscirà a trovare, tra l'altro ai prezzi di cantina che le aziende fanno in cantina, una bottiglia o due, o un cartone, o quello che servirà per festeggiare adeguatamente il Natale. Quindi il Punta Arena, 30 novembre e 1 dicembre, dalle 11 di mattina alle 7 di sera. Insomma, se qualcuno rimane lì, non manderemo via nessuno a calci alle 7 di sicuro. Beh, un brindisi sicuramente non mancherà. Francesco, prima di salutarci, ci ricordi come prenotarci anche a tutti gli appuntamenti dove possiamo trovare le informazioni? Certo, c'è una landing page che abbiamo creato dove ci si può prenotare e riservare il proprio biglietto. Come dicevo prima, chi ha piacere di partecipare non aspetti l'ultimo momento, perché i posti si stanno esaurendo alla svelta. Abbiamo anche dei bei vini, alcune cose molto particolari. Abbiamo per esempio un blend dei Colli Orientali del 96 in una degustazione, che sono delle vigne di Zamò. Quindi sono vini che non capita di assaggiare tutti i giorni, quindi il mio suggerimento è di farlo, di prenotarsi o passando attraverso la nostra pagina Facebook del Consorzio Friuli Colli Orientali, Ramandolo, oppure direttamente dal sito dei Colli Orientali, e poi per poi andare a finire sulla landing page dove troviamo tutti i link per le singole degustazioni. La fiera mercato invece non serve prenotarsi, basta presentarsi per un biglietto d'ingresso di 10 euro, avrete un calice con cui girare attraverso 25 produttori di vino, e ci saranno anche 2 ospiti, perché non ci si può far mancare niente. Avremo anche Domenis che ci farà assaggiare la sua grappa, e l'acciaia Midolini che invece ci permetterà di assaggiare i suoi magnifici condimenti balsamici. Non mancate. Grazie Francesco Scalettaris per essere stato con noi. Un brindisi, un cin cin e buon novembre a tutti. Grazie. Grazie allora Maria, e allora abbiamo scoperto che cosa ci aspetta dal punto di vista dei vini, e ora è il momento invece della ricetta, la ricetta che questa settimana ci propone Mein Sonntag, la rivista di viaggi e enogastronomia in Carinzia, nella vicina Austria.
E allora andremo a preparare, questa ricetta è arrivata proprio dall'ultima fiera di Klagenfurt, dei ciambelloni ai semi di zucca, anzi un ciambellone, scusate, ho detto ciambelloni, poi a una certa età si comincia a non vedere più tanto bene. No, in realtà era il foglio piegato. Allora, gli ingredienti per 4 persone, gli ingredienti per un ciambellone, questa umidità di novembre non aiuta. Allora, sono 4 uova, 125 ml di olio da cucina, 25 g di zucchero, 125 ml di acqua, 250 g di farina, 100 g di semi di zucca, mezza confezione di lievito in polvere, una bustina di vanillina. E allora procediamo dividendo i tuorli dagli albumi, mescoleremo i tuorli, l'olio e lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e aggiungere l'acqua un poco alla volta, mescolare la farina con i semi di zucca tritato, il lievito e poi incorporare con gli albumi precedentemente montati a neve. Versiamo il composto in uno stampo unto e infarinato e inforniamo a 160 gradi per circa 50 minuti. Questa bella ricetta che ci ha mandato la signora Rita di Klagenfurt, che ringraziamo anche per ascoltarci, quello che piace, ci dicono dalla vicina Carinzia a chi ci ascolta, e soprattutto la musica attuale che noi insomma selezioniamo appositamente per voi. E allora invitiamo anche i nostri amici della vicina Austria, chi ci sente e ci segue, ad ascoltare la nostra classifica ogni giorno alle 18 se vogliono essere veramente aggiornatissimi sulle nuove tendenze in Italia di questo periodo. Io però voglio raccontarvi ancora qualcosa su questo mese di novembre, perché sapete che in cucina e nell'orto è sempre importante dare un'occhiata alla luna, e allora velocemente vi darò un piccolo consiglio legato al momento di luna crescente in cui saremo fino al 15 di novembre, quando ci sarà la luna piena. Vi ricordo che poi in novembre è anche il mese delle stelle cadenti, io ne ho vista una l'altra sera, quindi dateci un'occhiata. Andate quando potete e il cielo è sereno, alzate gli occhi e poi è più facile perché già dalle 17:30 in poi si può dare un'occhiatina, diciamo. Parliamo di lieviti e fermenti, vi do questo piccolo suggerimento da fare in luna crescente. Mescoleremo 200 g di farina di amaranto, 5 g di lievito in polvere per dolci, 40 g di olio e un uovo, aggiungiamo 30 g di zucchero sciolto in 45 g di latte, lasciamo riposare l'impasto per un'ora in frigo, spezziamo e modelliamo dei biscotti che andremo a cuocere per 15 minuti a 180 gradi. Ricetta velocissima, biscotti si possono mangiare in qualsiasi momento del giorno, magari accompagnare anche con un buon tè nel pomeriggio, questa è la stagione giusta, e quindi voglio chiudere in bellezza questo appuntamento. Vi ricordo che potrete rivedere questa puntata anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito radio.0.it e il nostro canale YouTube, e poi troverete l'articolo con la ricetta e tutti gli approfondimenti anche per partecipare a questo evento organizzato da Turismo FVG. Io con questo vi ringrazio, auguro a tutti una buona giornata, un buon pranzo sempre con la musica di Radio.0 e ci ritroviamo domani a Radio Chef sempre alle 12:30, mi raccomando puntuali e non mancate. Puntuali voi, noi non so, vedremo, dipenderà. Ciao a tutti. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni americane che hanno visto la rielezione di Donald Trump, tra qualche ora il discorso del presidente Biden, mentre Kamala Harris ammette la sconfitta.